positive, soprattutto ho percepito tanto entusiasmo, anche stamattina insomma, la presenza dei tifosi, il loro affetto e il loro sentimento si è sentito fin dal primo minuto dell'allenamento, quindi di questo siamo molto contenti. Io sono uno dei più grandi, quindi ho la responsabilità, ecco, di trasmettere al gruppo il sentimento e la compattezza per raggiungere, ecco, questo obiettivo. Bisogna iniziare a vincere, sabato domani ci sarai, pensi? Sì, io sono a disposizione, poi vediamo il mister se insomma, vuole utilizzarmi, sono allenato, quindi sono a disposizione da quando, ecco, il direttore mi ha chiamato, non ho avuto esitazioni, ne è bastata una di chiamata, quindi segno di grande rispetto per questa piazza e soprattutto per raggiungere l'obiettivo, che per me è qualcosa che si può fare. Scusa Rocco, a Catania hai segnato il gol che è valsa la Coppa, a Messina il tuo sogno è segnare il gol salvezza? Ma più di uno, dai, speriamo, speriamo che, no, di dare sicuramente il contributo mio personale alla squadra, alla società e soprattutto alla gente. Sono tante squadre, adesso il girone C è quello che ho fatto di più, insomma, nella mia carriera, quindi conosco bene il girone, conosco bene la piazza, conosco bene anche i giocatori, le squadre, quindi sicuramente questa parte di esperienza che ho dovrò trasmetterla ai miei compagni.